Buongiorno, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 e buona domenica soprattutto. Entriamo come sempre rigorosamente in diretta per raccontarvi quello che succede a nord-est, come sempre in presa diretta, come sempre sui territori. Tantissimi i temi, mi dicono tra l'altro sia già collegato Francesco Venazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno direttore, verrò da lei, fra pochissimo perché la cronaca incombe e devo andare per qualche minuto sull'altopiano dei 7 comuni dove nella notte c'è stato un crollo che ha interessato la cinta muraria della chiesa di Gaglio. Sul posto per noi si è collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Gaglio e presidente della spettabile reggenza dei 7 comuni, Emanuele Munari. Sindaco, lei si trova ancora sul posto. Cos'è successo questa notte? Innanzitutto buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Purtroppo questa notte ci siamo svegliati con questo crollo che vedete alle mie spalle del muro di contenimento della nostra chiesa. Un fatto, diciamo, nuovo, insolito, che ci ha fatto scoprire quanto sia delicato questo muro di contenimento, che grazie a Dio non va ad implicare la struttura della chiesa né tantomeno il campanile adiacente che vedete qui sopra di me, ovviamente. Muro di contenimento che ha 100 anni e che abbiamo scoperto in grande stile oggi che era un muro composto, diciamo, di sabbia, prettamente di sabbia, quindi sarà un muro che andrà rifatto nella sua interezza per garantire e non permettere più frane come quelle che abbiamo visto questa notte e questa mattina. Quindi un muro di contenimento che ha 100 anni, fatto appunto solamente di terra di riporto e di sabbia, e si può anche vincere da quello che si vede dietro. E quindi questo implica veramente un forte investimento per risistemare tutta quest'area. Ecco Sindaco, quindi possiamo dire ai residenti di Gaglio, ai parrocchiani e quant'altro che la chiesa è agibile, quindi si è tenuta messa stamattina per intenderci? Sì. Assolutamente sì, la messa si è tenuta in tutta sicurezza. Il campanile, i sondaggi geognostici proprio fatti 10 giorni fa hanno rilevato che il campanile, grazie a Dio, insiste su rocce, su fondamenta proprie, quindi totalmente svincolato da quello che è il muro di contenimento che è stato fatto a posteriori per abbellire e dare un senso compiuto alla nostra chiesa. Però questo muro dopo 100 anni ha cominciato a cedere, più che il muro l'interno che era sabbia. Ecco, e diciamo lo ha fatto dopo una settimana di maltempo, di pioggia battente su tutto il Veneto, ma in particolare nel Vicentino, come sappiamo a Vicenza, ma ovviamente sull'altopiano dei 7 comuni. Beh, certo, l'altopiano ha incassato una grandissima quantità di acqua e ovviamente tutta questa massa di acqua, queste bombe di acqua che si riversano sull'altopiano, che si sono riversate a Gaglio in particolar modo, hanno contribuito ovviamente e certamente a questo nuovo smottamento. Adesso ci daremo da fare, ci siamo già dati da fare in passato e adesso accelereremo tutte queste procedure per intanto individuare l'intervento che sarà, a mio avviso, a questo punto totale di tutto il muro di contorno della nostra chiesa. Andrà a questo punto rifatto tutto, capiremo l'entità dei danni e l'investimento da poter effettuare e poi andremo anche in cerca di contributi regionali piuttosto che fondi propri per risistemare quanto prima questo gioiello di questa chiesa, che per noi è l'emblema, perché fu l'unica cosa che rimase in piedi durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi è un simbolo di Gaglio, dell'altopiano, e un segno della memoria che vogliamo ovviamente mantenere saldo da qui all'eternità. Assolutamente, dice bene, la chiesa di Gaglio è uno dei simboli indiscussi dell'altopiano e va protetta. Resta, Sindaco, in ultimissima battuta, Sì? il tema della difesa idrogeologica, perché questa mattina ci siamo sentiti e lei mi ha detto molto semplicemente: quello che succede in montagna poi scende a valle. Vabbè, certo, sì, noi sappiamo benissimo tutta l'acqua che cade sull'altopiano, essendo l'altopiano prettamente carsico, molto carsico, è chiaro che poi tutta l'acqua ce la ritroviamo nelle vallate vicentine, padovane, Bacchiglione, piuttosto che Astico, piuttosto che Brenta, e quindi ovviamente quello che succede qua
ha poi sicuramente una ripercussione giù in pianura. Lo sappiamo, l'abbiamo visto con il Retrone e il Bacchiglione a Vicenza. Purtroppo il clima sta un po' cambiando e dobbiamo fare i conti sempre di più con queste situazioni e dobbiamo essere abili, lungimiranti e bravi a capire come poter ancora di più, oltre ai bacini di eliminazione, proteggere il nostro territorio. Sindaco Munari, io la ringrazio davvero per questo collegamento. Grazie a voi. Buona domenica, ma soprattutto buon lavoro. Grazie a te tanto, grazie. E questo era il sindaco di Gallo, Emanuele Munari, presidente dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 comuni. È chiaro, alle spalle abbiamo una settimana difficilissima dal punto di vista idraulico, idrogeologico, ne ha parlato ieri a Godega di Sant'Urbano lo stesso presidente Luca Zaia, ma appunto torneremo nel corso di questa prima edizione, così come torneremo anche sullo stato della Menti, lo stadio di Vicenza, epicentro dell'emergenza dell'ultima settimana. Prima di andare da Benazzi, da Francesco Benazzi, un altro aggiornamento di cronaca che ci porta nel Veneto orientale a San Donà di Piave, gravissimo, una 43enne di origini straniere che ieri sera è caduto dal secondo piano di un appartamento di un palazzo in via Giorgione. Il volo è stato di circa 6 metri, l'uomo era sul terrazzino della cucina nell'appartamento in cui abita con la famiglia il civico 6, in una strada che si trova, per intenderci, nella periferia cittadina di San Donà. Non è chiaro cosa possa essere accaduto, se si sia sporto eccessivamente dalla finestra del terrazzino e abbia perso l'equilibrio o se sia stato colto da malore. Resta il fatto che sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del soccorso, l'uomo è stato poi trasportato dall'ospedale di San Donà di Piave che vedete a quello di Mestre, appunto perché è in gravissime condizioni, è fuori pericolo di vita, ma ha riportato ferite gravissime, soprattutto agli arti inferiori. Così dunque ieri sera a San Donà di Piave procedono i carabinieri per tutti i rilievi del caso. E noi andiamo da Francesco Benazzi. Buongiorno direttore e buona domenica. Francesco Benazzi che questa settimana è stato riconfermato direttore generale numero 1 della sanità trevigiana. Tante le sfide, poi le passeremo in rassegna, direttore, ma prima non possiamo prescindere dai fatti, non possiamo prescindere da quello che è accaduto all'ospedale di Conegliano, in pronto soccorso, l'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario, questa volta un medico che, se non sbaglio, è stato aggredito da un uomo di 25 anni, di origini straniere, un ghanese. Così, cosa ci può dire, cosa ci può raccontare? Guardi, questo è l'ennesimo episodio purtroppo di violenza sia fisica ma anche verbale che subiscono i nostri sanitari. Ricordo circa un anno fa, a novembre 2023, la nostra infermiera che è stata aggredita sempre in pronto soccorso. Io credo che dobbiamo trovare, voglio dire, in qualche modo un intendimento, ecco, con le persone che entrano in pronto soccorso. Questo era un codice bianco, quindi un codice bianco ha dei tempi ovviamente che non sono i tempi dei codici rossi, dei codici gialli o dei codici verdi. Io credo che dobbiamo tornare un po' a ripensare, ecco, questo rapporto con il cittadino, perché da eroi in cui i nostri sanitari erano durante il periodo del Covid, oggi sono diventati, mi passi il termine, eroi alla memoria, anzi aggrediti spesso, quindi non erano eroi prima sicuramente, ma non sono capri espiatori oggi di situazioni che possono avvenire, perché lo voglio dire, i pronti soccorso in questo ultimo periodo, soprattutto dopo il periodo Covid, hanno avuto un incremento dal 10 al 30%, quindi è chiaro che i codici bianchi devono ovviamente avere pazienza. Tengo anche a precisare che il codice bianco che è arrivato in questo caso qua era una lieve lesione a un dente di una persona che era caduta, immagino, per cui voglio dire non un impegno, ecco, importante, ma un impegno proprio legato a un codice bianco. Ecco, diciamo proprio per doveri di cronaca che si trattava, la paziente era la sorella di questo 25enne ghanese che si era presentata al pronto soccorso con un dente scheggiato, paventando un incidente domestico, e ne prendiamo ovviamente atto. Resta il fatto che nemmeno un codice rosso, direttore Benazzi, giustificherebbe un'aggressione
di questo tipo, perché è stata un'aggressione particolarmente violenta. Mi risulta il medico spintonato, insultato, ed è stata poi scardinata anche una porta scorrevole. Sì, assolutamente sì. Gli episodi di violenza non devono proprio esistere, ma non i codici rossi, ma in qualsiasi tipo di situazione. Teniamo conto che dobbiamo avere cura di chi ci cura, cioè voglio dire, anche perché queste persone, lei lo sa benissimo, si sa benissimo, abbiamo carenza di medici, in particolare nel pronto soccorso. Io ringrazio anche la Regione che ha fatto un avviso cercando appunto di procacciare medici per tutto il Veneto di pronto soccorso, è fondamentale. Non li abbiamo, e quelli che abbiamo dobbiamo tenerceli stretti, perché sono professionisti bravissimi che ogni giorno si devono confrontare con patologie diverse e devono decidere se ricoverare, non ricoverare, se intervenire d'urgenza, cioè, quindi dobbiamo veramente preservare queste persone, perché sono persone che hanno sia preparazione, sia competenze e anche umanità. Assolutamente. E senta, direttore, le faccio una domanda precisa. Nei pronto soccorso della Marca, negli ospedali della Marca, ci sono, se non sbaglio, attivi 2 presidi di polizia, uno a Treviso, l'altro a Conegliano, però con orari ridotti. Vista l'escalation di aggressioni, non solo in ospedale, un po' in generale, non è il caso di potenziarli, di chiedere se si possono potenziare? Guardi, noi abbiamo un tavolo aperto, ringrazio il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto e le forze dell'ordine. Abbiamo fatto con l'aiuto del prefetto un regolamento dove nel momento in cui avvengono queste situazioni le forze dell'ordine vengono allarmate subito, per cui credo che con questo protocollo riusciremo a dare una garanzia. È chiaro che il momento in cui avviene il fatto, il pugno, come è successo a quell'infermiera un anno fa, eccetera, è imprevedibile. Dopo si può contenere la persona, però è chiaro che il fatto, l'atto di violenza è immediato. Anche se avessimo un poliziotto H24 non cambierebbe niente, perché purtroppo l'episodio, diciamo, iniziale non è prevedibile. Assolutamente, e quindi di fatto voi state agendo di concerto con la prefettura e avete potenziato il servizio da questo punto di vista, mi pare di capire. Certo, sia con l'accordo che una pattuglia della Polizia dei Carabinieri arriva immediatamente, ma anche potenziando l'orario dei nostri vigilantes. Cioè noi abbiamo dei vigilantes, abbiamo ampliato l'orario. È chiaro che non possiamo mettere un vigilante fermo in pronto soccorso, perché diventa una cosa assurda e anche non è bella dal punto di vista anche dell'aspetto delle persone che sono all'interno dell'attesa. Il vigilante gira, c'è, e nel momento dovesse succedere qualcosa viene ovviamente allertato insieme alle forze dell'ordine. Quindi possiamo dire in definitiva, direttore, che sono stati potenziati gli orari e i dispositivi anche della vigilanza privata, e mi pare sia anche una cosa molto recente. Sì, assolutamente sì, risale all'episodio appunto del 3 novembre 2023, dove una nostra infermiera povera è stata aggredita da un signore, tentava di mettere un braccialetto a questo signore per l'identificazione e lui ebbe una reazione in consulta dando... La sentiamo, direttore? Sì, scusate, ecco, una telefonata, sì, sotto. Sì, e quindi di conseguenza, voglio dire, abbiamo attivato queste forme diciamo, chiamiamole così, di maggiore contenimento di situazioni di questo tipo. Le chiedo, restando in pronto soccorso, corrisponde al vero che stanno arrivando nuovi medici di pronto soccorso? Sì, la Regione ha fatto questo avviso dove hanno risposto penso una sessantina di persone, mi pare, e da questo avviso poi ovviamente faranno una prova, adesso la farà Azienda Zero, e poi potremo ovviamente prendere questi professionisti qualificati per inserirli nei pronti soccorso. E questo quindi andrà a sfoltire, diciamo così, le file e quant'altro, che sono aumentate, come lei diceva, anche di parecchi punti percentuali. Certo, assolutamente sì. Ecco, questo nei pronto soccorso della Marca. Lei è stato riconfermato questa settimana
Direttore, quali sono le sfide principali? Poco meno di un mese fa abbiamo parlato della medicina del territorio, abbiamo parlato di medici di base, del fatto che da qui ai prossimi 2 anni, al prossimo anno e mezzo, dovrebbero andarsi a coprire le fasce, diciamo così, le aree scoperte, che sono 74 se non sbaglio nella Marca trevigiana. Questo sul fronte della sanità del territorio. Sul fronte invece ospedaliero, sul fronte delle liste d'attesa? Sì, guardi, è chiaro che le liste d'attesa sono importantissime. La Regione Veneto ci sta dando anche indicazioni molto chiare e precise per l'abbattimento dopo i galleggiamenti che abbiamo avuto post-Covid, e anche perché le liste d'attesa, come lei sa, danno una percezione negativa alla sanità legata appunto a questi galleggiamenti. Mi preme premettere che però gli ospedali fanno il loro dovere, guardi, nell'US numero 2 per dare dei dati, perché è fondamentale capire che le liste d'attesa sono importantissime per dare risposte ai cittadini, e il nostro intendimento è ridurle veramente in quest'anno qui assolutamente verso lo zero. Però noi stiamo sostanzialmente facciamo per dire 102.000 ricoveri l'anno, facciamo 12 milioni di prestazioni per esterni, ci sono 300.000 persone che vengono al pronto soccorso, per dire cosa stanno facendo i nostri sanitari. E le dico anche questo, ogni settimana abbiamo 10.000 nuove richieste di prestazioni specialistiche, 10.000 ogni settimana. Quindi è chiaro che con pochi medici, perché ancora i specialisti mancano, chiaramente i nostri stanno facendo veramente i tripli salti mortali, e io sono convinto che riusciremo, nonostante ci manchino ancora specialisti, ad abbattere le liste d'attesa e quasi a azzerarle. Questo è il primo vero obiettivo, perché è l'obiettivo sentito dalla gente e noi dobbiamo rispondere alla gente. L'altro obiettivo, lo dico, è più legato al campus universitario. Treviso ha la fortuna di avere l'Università di Padova e gli studenti in medicina e anche i futuri specialisti, quindi è chiaro che dobbiamo creare una situazione di completo organizzazione, in modo tale da richiamare i medici da noi a lavorare nella nostra US 2. E poi lei diceva giustamente il territorio, dove sarà importante anche per le case di comunità che andremo a fare, dovremo farle entro il 2025, i primi mesi del 2026. Le nostre, devo dire, le faremo entro il 2025, perché questa è la roadmap. Chiaramente la telemedicina e il telemonitoraggio, che è veramente la vera risposta poi anche a una serie di visite di controllo che oggi vanno sostanzialmente a riempire le liste d'attesa. Ecco, quindi lei ci può dare anche una tempistica, diceva azzerarle o comunque normalizzarle, possiamo dire, entro la fine dell'anno. Sì, assolutamente sì. Noi ci auguriamo anche che arrivino, a parte i dermatologi, che continuo a ribadire sono degli specialisti difficili da trovare, di riuscire entro questi primi 3-4 mesi, con i nuovi avvisi che sta facendo anche Azienda Zero, a portare a casa anche qualche altro specialista e quindi rimpolpare i numeri che oggi sono svantaggiosi per noi, perché abbiamo una carenza di circa 150 specialisti che mancano all'US 2. Quindi lei dice dermatologi in questa fase? Non li troviamo, sono pochissimi, e quelli che escono dalla specialità preferiscono fare i liberi professionisti e quindi lavorare fuori dal sistema pubblico. Tema collaterale, direttore, quello dei parcheggi. È stata inaugurata, Certo. lo sappiamo, sta entrando nella sua piena operatività la cittadella della salute a Treviso. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato l'accordo raggiunto con la concessionaria dei parcheggi, quindi tariffe popolari, tutto sommato popolari. Ha vinto lei questo braccio di ferro, però i sindacati, adesso glieli faccio sentire, sono preoccupati, in particolare la CGIL, che dice: i nuovi parcheggi della cittadella della salute saranno a pagamento per i dipendenti. Io le farei sentire il servizio, poi le do facoltà di replica. Le preoccupazioni dei dipendenti ci sono chiaramente, e quindi già da tempo abbiamo segnalato alla direzione, abbiamo chiesto che il dipendente non paghi giustamente il parcheggio, che non sia
ulteriormente penalizzato. Sara Tommasin della Funzione Pubblica CGIL raccoglie le preoccupazioni dei dipendenti del Cafoncello che potrebbero essere costretti a pagare il ticket dei nuovi parcheggi della Cittadella della Salute, laddove non riuscissero a trovare uno stallo libero tra quelli a loro dedicati, cosa che, spiega Tommasin, accade già oggi. Purtroppo potrebbe succedere anche questa eventualità, perché di fatto non sono sufficienti i posti messi a disposizione. Già adesso abbiamo grosse difficoltà a trovare parcheggio, specialmente nel primo pomeriggio, cioè nel momento di cambio appunto fra i due turni del mattino e pomeriggio, e visto chiaramente che poi c'è anche l'utenza insomma ancora presente in grande maggioranza nell'ospedale. C'è chi si trova magari a volte in difficoltà ed è costretto anche a parcheggiare in posti dove non si potrebbe parcheggiare. Al momento non è stato comunicato il costo che dovrebbero sostenere i dipendenti per il parcheggio. Per ora infatti è nota solo la tariffa per gli utenti, 1,50 € per le prime 3 ore. Ma anche se sarà un prezzo calmierato, sottolinea il sindacato, rappresenta comunque un ulteriore onere per i lavoratori. Sappiamo che purtroppo non è che gli stipendi di infermieri, di tutti i professionisti siano in questo momento stati aumentati insomma, da un rinnovo contrattuale, quindi pesiamo ulteriormente sul dipendente stesso. Le preoccupazioni dei dipendenti e le richieste dei sindacati saranno al centro nei prossimi giorni di nuovi confronti con la dirigenza dell'USL 2, ma la CGIL lancia un appello anche al Comune di Treviso. Chi è costretto un po' a lasciare la macchina magari in posizioni dove chiaramente non si potrebbe parcheggiare, potrebbe avere anche la sorpresa di una multa, quindi bisognerebbe agire sia da un lato che dall'altro. Ecco, direttore Benazzi, il tema è molto concreto, la preoccupazione sembra circostanziata. Lei che cosa risponde? Ma intanto rispondo che assolutamente voglio dire rassicurare i sindacati, ma mi interessa soprattutto i nostri collaboratori. I parcheggi che saranno all'interno della sbarra, perché è vero, ci sarà la sbarra, avranno un badge, i dipendenti potranno aprire la sbarra, entrare e poi proseguire, perché ci saranno 200 parcheggi vicino alla lavanderia, in quell'area là tra SUEM e lavanderia, e saranno gratuiti, ovviamente gratuiti, e quindi voglio rassicurare tutti perché questo non avverrà. Anzi, io credo adesso che dovremo cominciare a ragionare anche per l'area MOM, l'ex area MOM, perché c'era la disponibilità del comune per poterci allargare con ulteriori parcheggi per i nostri collaboratori. Quindi assolutamente rassicuro tutti. Non so chi abbia mandato queste voci mendaci all'esterno, però assolutamente i nostri collaboratori non pagheranno nessun tipo di ticket. Quindi mi sembra un impegno molto, molto netto, non si paga, i dipendenti non pagheranno il parcheggio. Certo, assolutamente sì, non ci piove. Un'ultimissima battuta, direttore, l'ospedale di Conegliano. Ci siamo occupati della Cittadella della Salute, ma l'altro fronte è il nuovo ospedale di Conegliano. Ci può dare un aggiornamento? Sì, assolutamente sì. L'ospedale di Conegliano ha un vincolo, nel senso buono vincolo, perché così l'impresa dovrà ovviamente stare nei tempi, ha il vincolo del PNRR. Cioè sono soldi, maggior parte di questi soldi, insieme a quelli della GSA, della gestione sanitaria centralizzata, che ci dà la Regione, ha un vincolo del 25 novembre 2025. Quindi il 25 novembre 2025 l'ospedale dovrà essere finito. Quindi abbiamo già fatto la bonifica bellica, gli scavi, abbiamo risposto alla sovrintendenza. Oggi partiranno la platea, le fondazioni e i pilastri di cemento armato. Quindi 25 novembre 2025. 2025, certo. Faremo il classico nodo al fazzoletto, chiaramente. Sì, esatto. Allora, la ringrazio Benazzi, grazie a voi, al grazie direttore a lei generale e buona domenica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi per questa panoramica su temi che ovviamente sono molto sentiti da tutti noi. Come è molto sentito anche un altro tema, quello dei furti, un'escalation continua, e noi siamo stati a Peseggia, frazione di Scorzè. È stata lì per noi Edi Caliman.
Ieri alle 6 di sera sono arrivati, per cui in pieno qua, gente che passava, finestre aperte, loro tranquillamente sono arrampicati dalla grondaia, sono andati su e sono entrati in casa e hanno fatto il disastro. Via Picasso, Peseggia, frazione di Scorzè. Ancora incredulo Francesco racconta l'ennesimo furto nei dintorni del quartiere dove vive, ma questa volta è toccato al suo vicino. Col piede di porco hanno aperto la finestra, distrutta, e adesso deve mettere a posto anche quella. Lui gli hanno rubato soldi, orologi, collane. Inquilini del secondo piano del caseggiato che si erano assentati per pochi minuti prima dell'ora di cena. Tanto è bastato ai malviventi per agire indisturbati e razziare l'appartamento. Così salirono per una grondaia qua fuori, e a rischio, perché qua è una zona aperta, eccola qua vedono tutti, alle 6, per cui sono tranquillamente andati su, aperto, divelto e poi scesi anche. Hanno messo un mobile davanti alla porta, se in caso entrava. Avevano tempo anche di scappare. Non si fa riprendere in volto, ma è un fiume in piena. L'esasperazione di chi da tempo, nonostante allarmi e telecamere, si sente minacciato dalla presenza ormai settimanale, se non quotidiana, di ladri che entrano o tentano di entrare nelle case del quartiere. Situazione simile, se non peggiore, in via Tiepolo, dove i malviventi si sono intrufolati approfittando dell'assenza del proprietario di casa, a quell'ora in ospedale a fare visita al padre ricoverato. Sono rientrata a casa verso le 6:30, 7. E avevo lasciato le finestre chiuse, ovviamente tutto chiuso, e quando sono arrivato ho trovato il cancello del garage aperto e ho capito che erano entrati. Sono entrato in casa e ho trovato la porta la finestra del soggiorno aperta e tutti i cassetti aperti. Hanno rovistato dappertutto, nelle camere da letto, in cucina, soggiorno e anche in taverna. Dal primo sopralluogo pare che in questo caso nulla di valore sia stato portato via, ma nonostante l'angoscia di trovare la casa a soqquadro, l'irruzione in casa non ha stupito l'inquilino di via Tiepolo, data l'insistenza con la quale i ladri stanno colpendo la zona. Me l'aspettavo, perché sono qua tutti i giorni, quindi l'altro giorno sono andato via e ho chiuso i balconi, anche se sono andato via presto. E ieri dovevo tornare sulle 6, 6:30 e ho lasciato aperti i balconi, ho chiuso solo le finestre e ovviamente quando sono arrivato ho visto il cancello aperto e ho immaginato subito quello che era successo. A regnare nel quadrilatero tra via Giotto, via Tiepolo e via Picasso sono la rassegnazione e la paura. Siamo sempre così, in Alà, adesso chi ha coraggio di andare fuori e lasciare tutto aperto, andare via. Siamo sempre un po' impauriti adesso. Allarmi ci sono ma non servono a niente. Ma in questo angolo di territorio tra provincia di Venezia e provincia di Treviso c'è chi ricomincia a parlare di ronde. Tutte le sere stiamo controllando, facciamo col vicinato, ci mettiamo d'accordo e quello che possiamo fare, le ronde sì, anche. Andiamo via magari in coppia e cerchiamo di... Noi non facciamo niente e allarmiamo appena vediamo qualcosa. Anche più volte in un giorno? Sì, anche 2 o 3 volte su un giorno fanno i furti qua, non una solo. 2 o 3 volte su un giorno li fanno. Adesso abbiamo fatto un gruppo della via nostra che praticamente se c'è qualcosa basta chiamare perché fanno sempre le ronde, vedi, partono in fondo in là, fanno tutta la riva fino qua e dopo tornano indietro. Cioè è una cosa impressionante perché a questo punto... bisogna trovare una soluzione. Sono esasperati i cittadini di Peseggia, in particolare quelli di via Tiepolo, che da alcuni mesi si sono organizzati per controllare all'imbrunire la via dai campi circostanti. Delle ronde sulle rive del canalone di Scolo, realizzato circa 2 anni fa per permettere al fiume Zero di non tracimare, momento in cui i residenti hanno notato il forte aumento della presenza di malviventi nella zona. Fanno il giro così, entrano, fanno tutto lungo la riva, ritornano qua e controllano questa, quella, questa, tutte quante vengono controllate fino alla fine del fiume qua, del canale che hanno fatto. Non è difficile, infatti, parlando con i residenti, trovare chi nell'ultimo periodo, soprattutto durante le festività natalizie, ha subito dei furti. È un disastro questi giorni qua, va tutti quanti per case. I vede perché la già campagna mi fiuno a fare lavori sul giardino e a caricare la roba e porta via anche qui io spacca una finestra e butta basso la finestra e i ladri e non che mi ho visti per telefono perché io per telefono vedevo i ladri dentro e fuori. Sono entrati giù da me e su da loro con i miei in casa
e quindi sì, diciamo che è un po' problematica la situazione. No, non sappiamo più cosa fare, neanche cosa dire noi altri. Cioè, a volte mi tocca dormire tranquillo, a volte mi tocca stare svegli, e il primo minimo rumore salti su dal letto. Non si riesce a trovarli. Sono più veloci, più furbi di noi probabilmente. Ed è ora di fare qualcosa di un po' di drastico, nel senso. Prima che succeda qualcosa che non deve succedere, nel senso. E a lungo andare sì, la gente si stanca. E questo mentre si registra una raffica di furti anche a Venezia, nel mirino anche le Griffe, lo riporta oggi il Gazzettino per dire una decina di denunce in 4 giorni, l'ipotesi del ladro solitario che cerca soltanto contanti, insomma un vero e proprio stillicidio. E c'è poi il lutto, lo shock di 2 comunità, quelle di San Donà di Piave e Monastera, per la morte improvvisa a 57 anni di Gianpietro Scomparina, stroncato da un malore improvviso in aereo mentre stava atterrando a Vienna, sotto gli occhi di Gabriele Geretto, amministratore delegato dell'ospedale privato convenzionato Giovanni XXIII di Monastera, dove Scomparina lavorava come responsabile tecnico informatico. Residente a San Donà di Piave, padre di 2 figli, Scomparin si era imbarcato nella serata di venerdì all'aeroporto di Treviso, all'aeroporto Canova, assieme a Geretto per raggiungere il congresso europeo di radiologia in corso a Vienna. Durante l'atterraggio il dramma: Scomparina ha perso conoscenza. Una volta atterrati è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza che lo stava aspettando sulla pista dell'aeroporto. Purtroppo è mancato poco dopo l'arrivo in ospedale. Tanti i messaggi di cordoglio in tutto il fine settimana, sia da parte della sua comunità d'origine San Donà, sia da parte di Monastera, dove lavorava da anni come tecnico informatico, per l'appunto al Giovanni XXIII. Un'altra vicenda che ha segnato tristemente la settimana in Veneto, e non solo la settimana, l'ennesimo femminicidio, questa volta di Sara Burattini. I vigili del fuoco hanno recuperato nella giornata di ieri nel Bacchiglione il furgone dell'ex compagno Alberto Pittarello. La cronaca. Piove lungo l'argine sinistro del Bacchiglione a Camorosin quando, poco prima delle 12, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia recuperano il Nissan 7 posti di Alberto Pittarello. Uccisa l'ex compagna Sara Burattini, la madre della figlia, con una ferocia terribile, il caldaista 38enne si era lanciato nelle acque del fiume in piena, che lungo l'argine porta ancora i segni del passaggio del mezzo. Dal letto del Bacchiglione, da una profondità di circa 5 metri, giovedì pomeriggio i sommozzatori avevano prima individuato all'interno, poi liberato e tratto a riva Alberto Pittarello. 6 metri, ecco, queste sono le fasi conclusive. Ecco, vedete proprio in questo momento il furgone viene issato dalla gru dei Vigili del Fuoco in acqua. Il muso del furgone distrutto dagli impatti violenti della caduta, l'abitacolo quasi inesistente, i vetri dei finestrini disintegrati, è un ammasso di rottami ricoperto di melma e fango, i 7 posti di Pittarello, issato con l'autogru e posizionato in strada dai Vigili del Fuoco. Caricato sul carro attrezzi, il furgone è stato portato nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove sarà esaminato nei prossimi giorni. In queste ore si è conclusa l'autopsia sul corpo di Sara Burattini, 50 le coltellate inferte dall'ex compagno, le prime a collo e nuca da dietro. La donna è stata trafitta in ogni parte del corpo, un massacro cui, forse stordita dai primi colpi, Sara Burattini non ha quasi opposto resistenza. 2 famiglie distrutte che si conoscono da sempre, che da anni vivono l'unione dei figli, quella di Sara Burattini e Alberto Pittarello. 2 famiglie che, nel segno del rispetto e della condivisione di un dolore troppo grande per essere raccontato, anche ieri si sono stretti in un abbraccio. I funerali di Sara, non appena arriverà il nulla osta della procura, si svolgeranno probabilmente giovedì prossimo nel pomeriggio nella chiesa di Bovolenta. Qui, forse già mercoledì, il saluto in forma privata al suo assassino Alberto Pittarello. Nessuna autopsia su di lui. Il corpo è stato restituito alla famiglia. Nel giorno dei funerali di Sara Burattini a Bovolenta sarà lutto cittadino.
E c'è una vicenda che sta facendo discutere per le modalità scelte da una mamma trevigiana che ha deciso di pubblicare sui social, su Facebook, su una pagina dedicata, le immagini del cadavere del figlio 17enne. La vicenda è quella di Marco Cestaro, questo giovane, per l'appunto 17enne, che nel gennaio del 2017 era stato ritrovato agonizzante nei pressi della stazione ferroviaria di Lancenigo. Un caso archiviato dopo una lunga indagine come suicidio, ma la donna Anna Cattarin non ci sta, dice quello di mio figlio non è stato un gesto estremo, non è stato un suicidio, è stato torturato. Per questo ho deciso di pubblicare quelle foto davvero disturbanti che noi abbiamo coperto nel servizio che adesso mandiamo in onda proprio con le parole di questa madre. Io non volevo arrivare a questo, è tanto che ci penso, però scartavo l'ipotesi, ho detto a questo punto non ho niente da perdere, perché se gli altri non capiscono lo faccio capire io. Se uno ha un buon senso da queste immagini dovrebbe capire che è impossibile che questo ragazzo abbia toccato un treno, ecco. Lo descrive lei stessa come un atto disperato, Anna Cattarin, la mamma di Villorba che sui social ha pubblicato le foto del cadavere del figlio 17enne, una decisione shock presa per chiedere la riapertura del caso da parte della procura. La verità dunque non sarebbe mai venuta a galla. La donna non crede al suicidio e al fatto che il figlio, Marco Cestaro, sia finito volontariamente sotto un treno. Era il 13 gennaio 2017 quando l'adolescente fu trovato agonizzante accanto ai binari ferroviari di Lancenigo. Marco, per mamma Anna, è stato ridotto così. Io ho fatto vedere le foto di Marco a chirurghi, a medici legali, a medici, a ortopedici e quant'altro, e tutti mi hanno detto la stessa cosa, che praticamente Marco non ha toccato il treno, neanche sfiorato il treno. Quindi cosa vuol dire? Che qualcuno lo ha torturato. Forse un branco, ma Anna non esclude nemmeno la pista satanica. Marco dice aveva paura di quel mondo, non solo. Io ho l'esempio in casa che mio marito 2 mesi e mezzo prima si è buttato sotto il treno, diciamo, ma non l'abbiamo mica visto il corpo. Io sono andata in procura, mi sono letta il fascicolo e tutto, praticamente era maciullato, ed è così che succede quando una persona si butta sotto un treno. Le foto del 17enne sul tavolo dell'obitorio sono state postate sulla pagina social Verità e Giustizia per Marco Cestaro, tra solidarietà e indignazione. Anna ne è consapevole, ma sembra più determinata che mai. Non voglio più che si parli di suicidio, perché me lo devono dimostrare. Le cose che sono state scritte anche dal medico legale per dire che ha un suicidio sono assurde. Ecco, quindi o mi dà delle risposte valide o non accetto. False vaccinazioni anti-Covid, la Procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per la cantante Madame e la tennista Giorgi. Chiesto il processo per la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi e quanto ha deciso il pubblico ministero Gianni Pipeschi al termine dell'inchiesta sulle false certificazioni anti-Covid a Vicenza. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutte le 21 persone iscritte nel registro degli indagati con l'accusa a vario titolo di falso ideologico, corruzione e peculato per ottenere i Green Pass. La vicenda, nata su segnalazione dell'Usotto Berica, aveva individuato una quantità sospetta di vaccinazioni in 2 studi medici durante la pandemia. Alla fine delle indagini, nel 2022, un medico era finito ai domiciliari, l'altro ha chiesto di patteggiare la pena, la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, alla quale la cantante vicentina si sarebbe rivolta per ottenere la certificazione prevista, senza però effettuare alcuna vaccinazione.
Abbiamo ancora tanto da raccontarvi in questa domenica 3 marzo, mi stanno raggiungendo anche diversi ospiti, ritorneremo a parlare di aggressioni, questa volta sui pullman, con noi ci sarà un autista e sindacalista della MOM, 2 amministratori locali, Vivian Moro da Roncade, Fabio Maggio da Pederobba, sul tavolo anche altri temi, il bacino di laminazione per il Piave, ieri rilanciato da Zaia, da Godega di Sant'Urbano, e ancora la via del mare e il ponte di Vidora. A fra poco. Di nuovo in diretta, domenica 3 marzo 12:45, mi hanno raggiunto in studio Vivian Moro, buongiorno Moro, assessore all'istruzione del comune di Roncade, Paolo Minetta, segretario provinciale della FAISA CISAL, autista della MOM. Minetta, da lei ci attendiamo un punto di vista importante, perché in questi giorni si è parlato tanto di aggressioni sui pullman, in particolare sui pullman della MOM. Fabio Maggio, lo vedo già collegato, assessore comunale all'ambiente del comune di Pederobba. Prima però di aprire la pagina dedicata ai temi amministrativi, a queste aggressioni continue o episodi di maleducazione sui pullman, la cronaca, vi ricordo i 2 o 3 fatti principali di giornata. Resta gravissimo un 43enne di origini straniere che ieri sera è caduto dal secondo piano di un appartamento di un palazzo in via Giorgione a San Donà di Piave. Il volo è stato di circa 6 metri. L'uomo era sull'atterrazzino della cucina nell'appartamento in cui abita con la famiglia. Non è chiaro cosa sia successo, se una distrazione o un malore. Di fatto quest'uomo di 43 anni è stato ovviamente soccorso subito sul posto dai vigili del fuoco, dagli operatori del SUEM, portato in una prima fase all'ospedale di San Donà di Piave, ha delle fratture gravissime, soprattutto agli arti inferiori, ma non sarebbe per l'appunto in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di San Donà di Piave su questo fatto. E poi c'è il Maltempo, la pagina del Maltempo. Sapete che è stata una settimana difficilissima per il Veneto, per la provincia di Vicenza in particolare. Questa mattina presto alle 4 i vigili del fuoco sono intervenuti a Gaglio per il parziale crollo del muro di contenimento della chiesa parrocchiale che appunto è molto nota, è uno dei simboli dell'altopiano. Nessuna persona è rimasta ferita. Ci siamo collegati in apertura di questa edizione con il sindaco Emanuele Munari. Queste sono le immagini. Ovviamente si tratta di un crollo dovuto con ogni probabilità dalle piogge, la tanta acqua che è caduta soprattutto sull'altopiano dei 7 comuni in questa ultima settimana. Però per l'appunto il sindaco ci ha rassicurato e nei prossimi giorni saranno chieste anche delle risorse ad hoc per ripristinare i luoghi. A proposito di maltempo, torniamo in quello che è stato un po' l'epicentro dell'emergenza della scorsa settimana, lo stadio Menti di Vicenza. Facciamo il punto. Abbiamo trovato un manto erboso di fatto in ottime condizioni, ma questa è una qualità dello stadio Menti. Le aree più colpite ovviamente sono state quelle degli spogliatoi. Fortunatamente a partire dalla primavera, anche con un confronto con l'assessore Spiller ai lavori pubblici, partiranno i lavori sui sottoservizi dell'area dello stadio, anche Viale Trissino sarà coinvolto e lì di fatto avremo un ampliamento della rete sia per le acque bianche che per le acque nere e questo costituirà un deflusso più rapido e quindi speriamo meno problemi non solo per lo stadio Menti e quindi che è nel cuore di tutti i tifosi biancorossi, ma anche per i residenti nelle aree. È questo l'ultimo bollettino ufficiale sullo stato di salute dello stadio Menti dopo l'allagamento, frutto del sopralluogo congiunto tra l'amministrazione comunale e la dirigenza della società biancorossa. Le immagini impressionanti dell'acqua che aveva circondato l'anello e invaso panchine e spogliatoi aveva colpito tutti. Un vero e proprio affronto ad un luogo simbolo della città che annaspava tra le acque limacciose. L'immagine delle riprese dall'alto sono diventate virali in pochissimo tempo in tutti i media. Ora che le acque del Bacchiglione si sono ritirate, prosegue la conta dei danni, come ad esempio nel bar, punto di ritrovo obbligato per tutti i tifosi. Il punto della situazione è adesso la razionalità aumenta un po', cosa che non puoi avere all'inizio devi solo pensare a pulire, è una cosa che ti viene un po' di impeto, poi ti guardi un po' attorno, insomma, sono bagnati parecchio i muri
Abbiamo l'impianto elettrico che ha delle linee che saltano ogni tanto, tipo la macchina del lotto non mi va neanche la linea telefonica, per dire. Un congelatore che pensavo funzionasse ma stamattina poi non funzionava. Abbiamo visto che la Lega Pro di fatto con un comunicato ha rinviato la partita con la Fiorenzuola al 19 marzo e ci aspettiamo insomma una ripresa regolare, anche perché il Vicenza Calcio sta attraversando un ottimo momento, venivamo da 5 vittorie consecutive e quindi speriamo di riprendere il prima possibile e di continuare come abbiamo terminato. Hanno rimandato la partita, ma dai, la vinceranno il 19, ecco, così. Ecco, però l'importante è che sia andata così, perché sappiamo benissimo che poteva andare peggio. Su questo è tornato ieri il presidente Luca Zaia, Godega di Sant'Urbano. Ci ritorneremo sulla difesa idraulica e idrogeologica del Veneto e del Piave in particolare, ma lo faremo più tardi. Adesso ci concentriamo su quello che è uno dei temi del momento. È un tema perché è dettato dalla cronaca, è dettato da quello che succede sul territorio. Queste continue aggressioni sui pullman, non solo sui pullman evidentemente, c'è un disagio giovanile diffuso in queste settimane, vi abbiamo raccontato anche diverse risse, tanti vandalismi. Nei giorni scorsi per esempio c'è stato anche un vertice in prefettura con diversi sindaci della Marca che di fatto hanno chiesto di azionare un piano per i lavori socialmente utili dedicato proprio ai bulli, chiamiamoli così, anche se magari la definizione non è esatta. Qui con me, ve l'ho presentato poco fa, c'è Paolo Minetta. Paolo Minetta che è segretario provinciale della FAISA CISAL, quindi è un sindacalista del settore del trasporto pubblico, ma è soprattutto autista tra l'altro nella zona più delicata che la tratta Conegliano, Pieve di Soligo, di cui abbiamo parlato tanto in queste settimane. Senta Minetta, che cosa sta accadendo? Lei fa l'autista da fine anni 90, quindi conosce bene la situazione. Che cosa ci può dire? Niente, siamo un po' in balia del fatto che ci sono tanti ragazzi, soprattutto molto giovani, che si sentono padroni un po' di poter fare quello che vogliono. E soprattutto in tanti casi ci capita come autisti appunto della zona, ma non solo in questa zona del Pieve di Soligo o Conegliano, ma anche in altre zone come può essere Oderzo, come potrebbe essere Treviso, come Castelfranco, in tutta più o meno la Marca. Abbiamo una percezione che ci sono tanti ragazzini che vengono proprio con sfrontatezza, cioè non hanno proprio mezze misure nel rivolgersi a un adulto, che sia l'autista, che sia anche qualsiasi altra persona che sale magari in autobus. Però questa cosa qua mi viene da pensare ai tempi miei, quando andavo a scuola, c'era la mamma o il papà ti dava lo scappellotto, ti faceva capire che sbagliavi. Sembra quasi che manchi la famiglia in questi anni. Soprattutto... Ma le chiedo, Minetta, quando è che la situazione è precipitata? Se è precipitata o comunque c'è stato un momento in cui questo fenomeno si è appalesato in tutta la sua gravità, perché comunque nelle ultime settimane la stessa MOM, lo stesso presidente Colladon ha attivato dei servizi di vigilanza privata, ne abbiamo parlato più volte con lo stesso Colladon che dice io non ho mai visto una cosa del genere. Quindi secondo lei qual è stato il momento di svolta? Ma io ho un'idea che secondo me il dopo pandemia ha portato molti giovani a comportarsi in maniera diversa. Adesso non lo so se è solo una percezione o se è una cosa, un dato di fatto. Qua magari ho persone più esperte di me su certe cose, però comunque il fatto di questo salire sugli autobus, anche se non è un autobus, anche fuori in mezzo al paese o dove sia, nelle stazioni, cioè si trovano questi ragazzi che ti dicono va, non rompere perché tanto qui tra poco comanderemo noi, oppure ti rispondono ma io chiama pure i carabinieri perché tanto non mi fanno niente.
Cioè queste cose qua non devono esserci, non devono esistere. Vi faccio una domanda specifica. Si tratta di ragazzini italiani, stranieri, seconda generazione, perché anche di questo si tratta, c'è un problema di fondo di integrazione anche. Soprattutto perché quelli che appunto diciamo tra virgolette minacciano e ti dicono stai zitto che qui tra un po' comanderemo noi, non sono ovviamente gli italiani, sono delle persone, dei ragazzini che sono spesso minorenni, al quale appunto si sentono in dovere di dire appunto queste affermazioni perché chissà da dove l'hanno sentito, magari anche dalla famiglia stessa, non si sa. Cioè c'è una questione che si sentono forse loro stessi discriminati o quant'altro e poi però si sentono anche dire qua comanderemo noi, faremo noi, cioè, ma cosa, lo sente cosa spesso volete questo? Sì, questa roba qua la sentiamo spesso. Un giorno mi è capitato anche a me in stazione a Conegliano che là al Biscione ho visto un gruppetto di ragazzini che stavano rovinando delle aiuole sopra le terrazze lì che sono vicino alla biglietteria della MOM. E appunto gli ho detto ma cosa state facendo? E loro mi hanno risposto proprio così, mi hanno risposto tu stai zitto che fra poco comanderemo noi. Quindi poi hanno sempre davanti a loro questi esempi che sono degli esempi, i trap, come si chiamano? Quelli che fanno queste musiche un po' così, molto che inneggiano un po' alla violenza, inneggiano al comportarsi male, a fregarsene delle forze dell'ordine. Cioè io vedo a volte che arrivano le forze dell'ordine, si mettono a ridere, cioè non gli interessa niente. Vivian Moro, il tema è sensibilissimo, perché stiamo parlando di minori soprattutto e quindi lo dobbiamo affrontare con tutte le cautele del caso, ma il problema c'è. E lei come lo spiega e come lo affronta da assessore all'istruzione di un comune comunque importante come quello di Roncane? Allora, sicuramente ci sono, a mio avviso, diversi livelli all'interno dei quali poi questi fenomeni vanno ricompresi. Perché, ecco, secondo me noi molte volte mettiamo sotto il cappello del disagio giovanile qualsiasi comportamento che rientri, ecco, in un comportamento che può essere violento come il comportamento che esprime fragilità. E questo secondo me è errato perché non è tutto disagio giovanile. Credo che forse anche il periodo del Covid sicuramente da questo punto di vista non ha aiutato, però c'è una sorta, diciamo, di clima, una sorta di percezione di un'impunità diffusa e a volte l'autobus, adesso in questo caso si tratta appunto, sono tratte di linea, ma nel caso dei nostri comuni, nel trasporto scolastico, il più delle volte gli episodi accadono proprio nel bus. Perché? Perché viene percepito come una sorta di zona franca, dove in qualche modo sembra che le regole che valgono a scuola e poi quelle che valgono a casa, ecco lì in qualche modo vengano sospese. Io penso che sia terra di mezzo. Una terra di mezzo, ecco, io penso che sia qui l'oggetto della questione, cioè il fatto di riportare una discussione nel mondo degli adulti che sia franca, che sia collaborativa fra tutti gli adulti, cioè non può esserci diciamo il genitore, la famiglia che in qualche modo sconfessa quello che viene detto a scuola. Questo è importante, cioè deve esserci un'alleanza educativa da parte degli adulti e questa alleanza educativa deve anche essere volta a far capire che se tu ti rendi protagonista di fatti che non hanno niente a che vedere col disagio giovanile, ma che in realtà sono degli atti di delinquenza, poi devi anche essere cosciente che devi pagarne le conseguenze. Quindi distinguere disagio giovanile da criminalità.
Certo, penso che sia questo importante, perché quando si tratta di criminalità entrano in gioco altre misure, quindi c'è sicuramente una parte che deve essere la punizione, perché se tu non ti comporti secondo le regole della convivenza civile, il patto sociale deve essere rispettato da tutti e quindi questo deve essere chiaro. Dopo c'è sicuramente spazio per gli interventi rieducativi e questi sono importantissimi. Prima si parlava, avevi accennato ai lavori socialmente utili, no? Dopo magari ne faremo anche un cappello, però ecco, queste sono le misure e secondo me è importante affrontarle in questo modo. Dopo c'è tutta un'altra partita, che è quella del disagio giovanile, che per me invece ecco, diventa focale, importante, che noi ci preoccupiamo e ci occupiamo di quei ragazzi che oggi sempre più vivono situazioni di reale disagio. Alludo a diciamo, ragazzi che si rendono protagonisti di episodi di autolesionismo. Abbiamo disturbi dell'alimentazione sempre più crescenti in ragazzini che sono sempre più piccoli. Abbiamo dei ragazzi che non vogliono andare a scuola e non accettano neanche il confronto fra pari. Ecco, questi sono i problemi. Questo è il disagio giovanile che impegna tutte le istituzioni educative a in qualche modo darsi da fare per fare in modo che anche diciamo, per questi ragazzi ci sia una possibilità di trovare il loro spazio all'interno di una società, anche perché un territorio che non investe nei ragazzi è un territorio che ha deciso di abdicare al proprio futuro. Minetta, poi vado da Maggio. Vi sentite un po' una terra di mezzo? Certo, siamo veramente una zona franca e tra l'altro quello che magari anche agli autisti dà un po' di fastidio è che non sono neanche italiani questi ragazzini che fanno questi atti un po' anche a volte violenti, a volte solo di maleducazione. Cioè è proprio sono chiamati i cosiddetti gli italiani di seconda generazione. Ma cosa vuol dire? Se io chiedo a uno di questi ragazzini, gli chiedo ma tu ti senti italiano? Loro ti rispondono no. Eppure loro hanno la carta d'identità, sono italiani a tutti gli effetti, però di seconda o terza generazione che siano. Ma è un problema veramente particolare, perché cioè, noi lo viviamo spesso questa cosa. Mi viene in mente una volta che in un orario di morbida noi abbiamo un po' la facoltà di fare il controllo a vista nei mezzi pubblici. Quindi ci troviamo col fare dei controlli, man mano che sale una persona o due alla fermata, chiedi, scusi, ha il titolo di viaggio, ha il biglietto o l'abbonamento? Sì, bene. Un giorno mi ritrovo su un paese appena fuori Conegliano che alla fermata c'era un ragazzo di colore e mi dice, mi sale e gli chiedo, scusa, hai il titolo di viaggio, hai il biglietto o l'abbonamento? Perché tu chiedi a me il biglietto perché sono nero? No, gli ho detto, non te lo sto chiedendo perché sei di colore, te lo sto chiedendo perché sei salito e ho visto che non avevi niente in mano. Cioè, tutto qui. Ma è proprio un fatto, partono col pregiudizio. Sembra quasi, cosa ti fa capire che io gli ho chiesto il biglietto perché, cioè, capisci? Cioè... Certo, Fabio Maggio, dal suo punto di vista, Minetta sta dicendo delle cose molto specifiche che capitano nella realtà. Questo significa che probabilmente c'è un problema di integrazione sul quale dobbiamo riflettere, perché comunque siamo un paese che invecchia, siamo un paese che ha comunque necessità di manodopera, di manodopera e di mente d'opera, quindi, e quindi? Perdoni, ma gli episodi a cui stiamo assistendo dimostrano poca mancanza di mente, oltre che un evidente diciamo, fenomeno che è delinquenziale a tutti gli effetti. Noi purtroppo non ne siamo sorpresi, un anno fa eravamo qui in questa trasmissione a parlare di un episodio che riguardava esattamente Pederobba, in cui un gruppo di giovani appunto lasciava in piena notte degli oggetti in mezzo alla strada, alla mercé diciamo della possibilità che si potessero verificare degli incidenti stradali anche gravi. Quindi purtroppo non è più una questione di baby vandali, è una questione di vandalismo, è una questione di delinquenza e va trattata come tale. Venerdì sera abbiamo ospitato a Pederobba un convegno in cui il capitano
dei Carabinieri di Montebelluna, il comandante Ferraiuolo, ha proposto l'abbassamento della punibilità penale alla soglia, appunto dalla soglia in cui è oggi posta. Io credo sia una proposta ragionevole. Il diritto penale, come il diritto, deve adeguarsi anche ai tempi. Purtroppo oggi sperimentiamo le conseguenze di diciamo una società che ha dimenticato o ha ripudiato, se vogliamo, le parole come severità, le parole come autorità, il riconoscimento di un'autorità, dal professore alla persona che fa il proprio lavoro e che guida un autobus e che chiede, come sentivamo poco fa, un titolo di viaggio, fino alle altre autorità che nel nostro paese appunto fissano le regole che non vengono rispettate. Quindi c'è una questione immediata, quella di assolutamente trovare uno strumento, e lo strumento è quello del diritto, per dare delle punizioni certe e chiare a questo genere di condotte, e c'è anche un tema prettamente pedagogico-educativo, che forse la riscoperta delle regole e della severità in ambienti come quello della scuola non devono essere vissuti come dei retaggi primitivi, ma forse come una soluzione a questo genere di condotte. Maggio, senta, la domanda è già in sovraimpressione. Lavori socialmente utili per baby vandali? Negli scorsi giorni ne hanno parlato in prefettura i sindaci di Villorba, Arcade, Carbonera e Breda. Vado a memoria, comunque i comuni che insistono sulla postumia romana. Può essere una soluzione questa di formalizzare un percorso, quindi trovare anche dei grimaldelli giuridici, amministrativi, burocratici che permettano di attivare dei percorsi in maniera semplificata senza aspettare gli esiti della giustizia minorile. Lei da avvocato sa bene cosa intendo, quindi tempi molto lunghi. Il giovane viene denunciato, ma poi magari la sentenza arriva dopo anni, quando non è più giovane. Non c'è dubbio, è una delle possibili soluzioni, ma come dicevo l'approccio deve essere totalizzante. Purtroppo oggi non abbiamo più un sistema di giustizia minorile che è in grado di rispondere a quella che non è più un'emergenza, ma è un dato di fatto. Sono anni che assistiamo a fenomeni come questo, alcuni meno gravi, alcuni appunto che diciamo, possono essere qualificati nelle forme del vandalismo oppure della semplice maleducazione, e altri che sono veri e propri atteggiamenti criminali. E oggi abbiamo bisogno di una poderosa opera di riforma di quelli che sono gli strumenti a disposizione della giustizia e delle forze dell'ordine, che oggi a maggior ragione non possono essere delegittimate, perché svolgono un ruolo fondamentale al fine anche di diciamo reprimere questo genere di comportamenti. Sentivamo prima l'amico sindacalista che diceva appunto che addirittura queste persone si mettono a ridere quando arrivano le forze dell'ordine. Questo dice molto su qual è la considerazione oggi di alcune fette della popolazione per le forze dell'ordine, quindi bisognerebbe fare molta attenzione quando ci si pronuncia sull'operato di chi ogni giorno vigila le nostre strade. Vivian Moro, lavori socialmente utili per i baby vandali. Allora, sicuramente l'esperienza, io credo, pratica, poi alla fine è uno strumento potentissimo di educazione, perché ora non so i contorni entro i quali si è discusso appunto anche fra i sindaci in prefettura di questo tema, però è evidente che anche un ragazzo che fa ad esempio un'esperienza all'interno di una casa di riposo impara molto di più rispetto magari a volte a tante parole o a tanti progetti di cui magari poi discutiamo per mesi e mesi, ma poi alla fine insomma l'esperienza pratica è quello che conta. Certo è che ovviamente per poter rendere poi fattibili i lavori socialmente utili dobbiamo renderci conto che bisogna che ci lasciano fare i lavori socialmente utili, nel senso che qui si apre tutto un tema che appunto si diceva anche in premessa, abbiamo a che fare con dei minori, il che non è il più delle volte insomma e non è un dato trascurabile, c'è tutta una questione assicurativa, oltre che anche una questione ovviamente di persone che devono affiancare questi ragazzi nel svolgere le attività.
Cioè, non si possono poi prendere questi ragazzi e, non so, faccio esempio, metterli nell'ufficio del comune mentre, come dire, si fa il lavoro ordinario, intanto anche seguire questi ragazzi piuttosto che anche in attività. Servono dei progetti, insomma, servono dei progetti, serve del personale, quindi dobbiamo anche renderci conto che, insomma, è un progetto che va strutturato e che sicuramente ha anche i suoi costi. Ecco, questo dobbiamo insomma, dircelo francamente. Forse qua, giustamente, c'è stata una riunione in prefettura, ce ne sono state anche altre, ma di fronte a un obiettivo così ambizioso servirebbe una visione più ampia, non dico provinciale, ma forse anche regionale, nazionale. Maggio. Beh, di sicuro quando prima facevo riferimento all'idea di una poderosa riforma del sistema, diciamo, della giustizia minorile, facevo riferimento a questo, anche perché non dimentichiamoci che i lavori socialmente utili per questi ragazzi sono una fortuna, li stiamo rieducando a entrare in società. Serve una parte che ci dimentichiamo ormai sempre, che è quella della punizione. Certi comportamenti vanno puniti, perché altrimenti si ricasca, ci si ritorna, perché non esiste un'autorità che ti punisce. Il lavoro socialmente utile è un secondo passaggio, un secondo aspetto che ha delle difficoltà operative sicuramente importanti, lo vediamo ogni giorno con chi oggi maggiorenne deve svolgerli per, diciamo, come pena accessoria per altri generi di reati, ma in questo momento per queste fattispecie noi non abbiamo delle punizioni adeguate. Servono delle punizioni adeguate e deve esserci un intervento urgente a livello nazionale, a livello della legislazione nazionale, che ci consenta anche come amministratori di dare delle risposte chiare a questo genere di condotte, perché sa, quando abbiamo la banda dei baby vandali nei nostri comuni, si attiva, diciamo, il percorso classico, ma è un percorso che si attiva privo di qualsiasi formalizzazione, e quindi ci sono le figure più importanti, il sindaco, i servizi sociali, il comandante dei carabinieri, che cercano di dialogare con le famiglie, che cercano di dialogare con questi ragazzi, ma in una forma che è del tutto, diciamo, inusuale, che non è tipizzata da nessuna norma, e si cercano delle soluzioni che sono di buon senso. Il problema è che con il buon senso non eroghiamo punizioni, e le punizioni sono oggi una risposta dovuta a tutti coloro che subiscono le conseguenze di questi atti. Lei, Maggio, dice il buon senso da solo non basta. Minet. No, no, non basta. Io dico anche che è importantissimo anche a livello proprio di governo di dare delle risposte un po' più concrete, perché sentirsi dire dai giovanissimi che non interessa nulla che arrivino le forze dell'ordine è un problema molto serio, secondo me. Noi come Faisa Cisa a livello nazionale, ho sentito anche in questi giorni i nostri nazionali, e mi dicono che appunto stanno lavorando molto perché stanno facendo il nuovo contratto nazionale e quant'altro, e stanno chiedendo a gran voce basta aggressioni. Ma il basta aggressioni, secondo me, non è semplicemente il fatto di blindare le cabine di guida, che può essere utile per chi fa questo mestiere, ma il problema bisogna prenderlo a monte, ovvero le istituzioni dovrebbero andare nelle scuole, far capire cosa vuol dire andare a lavorare, cosa vuol dire svegliarsi alle 5 della mattina per fare un lavoro socialmente utile come quello dell'autista degli autobus. Cioè, questi ragazzi secondo me non si rendono conto, perché ci vedono tante volte fuori nelle stazioni che magari siamo in partenza con la mano in tasca, che non stiamo facendo chissà cosa, però in realtà noi siamo su dalle 5 della mattina e li portiamo a scuola e poi li riportiamo a casa. Cioè, queste persone devono capire anche l'impegno che ci tocca avere per appunto fare questi lavori di utilità pubblica, e quindi questo prendere in giro anche a volte così banalmente, proprio per un discorso di maturità alla fine di questi ragazzi, ti fa
innervosire anche te come lavoratore, ti fa innervosire, dici ma guarda te questi qua che mi prendono in giro, cioè che sono qua, sveglio alle 5 della mattina. Quindi... certo, questo è un tema, lei dice una cosa molto esatta, molto semplice, ma si comincia da qui, dal rispetto delle figure con cui ci si relaziona, nel caso dei giovani, docenti, personale scolastico, autisti, questo Moro fondamentalmente. Certo, è solo che perché questo sia possibile bisogna ritornare a quello di cui parlavamo prima, cioè il fatto che il mondo adulto deve essere compatto su questo. Cioè, uno dei valori, credo, più importanti sotto il profilo educativo per un ragazzo, ma lo si insegna anche come dire, alle famiglie quando sono nella prima fase educativa dei bambini, è il fatto che, come si dice, sia importante che vedano anche i genitori alleati rispetto diciamo, a dei valori, a dei principi che condividono e secondo i quali hanno appunto intenzione di educare il proprio figlio. Ecco, questo deve riportarsi poi nel momento in cui c'è la crescita, nel momento in cui poi questo bambino, questa bambina entrano a scuola nei diversi adulti che giocano un ruolo importante all'interno della formazione di questi bambini, questi ragazzi. Ecco, per questo, per esempio, noi a Roncade abbiamo molto puntato negli ultimi anni a delle progettualità che avessero come comune denominatore l'idea di una comunità educante, cioè che cosa ci sta alla base? Il fatto che ogni adulto è chiamato ad avere un ruolo, a giocare un ruolo educativo all'interno della comunità rispetto ai ragazzi e a portare il proprio esempio. E quindi su questo è importante che vengano dati gli strumenti e che si condividano proprio delle opportunità e delle progettualità. Visto che ci sono queste progettualità con le scuole, condividerle anche con gli autisti. Ma sicuramente, allora, a livello chiaramente di comuni noi facciamo già una parte, nel senso che chiaramente il trasporto scolastico è molto calato nella realtà territoriale e quindi tenete presente anche che lo stesso autista, per esempio anche nel comune di Roncade, porta i bambini dell'asilo tanto quanto i ragazzi che sono alle medie, che quindi ha anche un gap generazionale entro il quale succedono delle cose enormi, perché 10 anni di vita di un bambino sono praticamente un mondo e quindi anche loro sono i primi che chiaramente sono chiamati ad avere un ruolo educativo. Però dico anche che non dobbiamo dimenticarci il fatto che un autista quando sale deve guidare, cioè quando hai la responsabilità di avere in carico 40 ragazzini, non è che puoi anche ogni 3x2 fermarti, richiamarli, guardare lo specchietto, cioè immagino che chi poi faccia questo lavoro deve anche essere ovviamente sostenuto. È una questione di sicurezza, Minetta, e questo magari ce lo dimentichiamo spesso nelle cronache, è giusta osservazione. Esatto. Noi siamo tante volte presi da fare più gli assistenti sociali a volte piuttosto che guidare. E ci sono giornate veramente impegnative, vedi quando piove, vedi quando c'è la nebbia, e ti trovi magari da dover anche gestire quello che c'è all'interno dell'autobus. È un po' problematico, cioè è un doppio lavoro alla fine, perché puoi trovarti la signora che ti racconta delle sue terapie che sta andando a fare, come puoi trovarti il ragazzino che si mette a giocare con un pallone che non avevi visto che ce l'aveva. Io mi sono trovato con un pallone tra i piedi. Appunto, e sono atteggiamenti pericolosi, questo va assolutamente detto e sottolineato. Un minuto esatto di pubblicità, poi abbiamo altre questioni molto molto calde, a fra poco. Di nuovo in diretta, sono rimasti con me Viviana Moro, assessore all'istruzione comune di Roncade, poi appunto Paolo Minetta, autista, segretario sindacalista della CISAL per Treviso, Fabio Maggio, assessore comunale all'ambiente di Pederobba. E noi adesso apriamo una pagina dedicata all'ambiente. Abbiamo parlato di maltempo, ci siamo collegati con Gaglio, con questa cinta muraria che è crollata nella notte dopo giorni di pioggia battente. Vi abbiamo mostrato qual è la situazione
al Menti di Vicenza che è stata epicentro dell'emergenza in quest'ultima settimana. Ieri su questo e altro è ritornato il presidente Luca Zaia, che si trovava a Godega di Sant'Urbano per l'inaugurazione dell'antica fiera. Fiera che è dedicata all'agricoltura non solo, ma è inevitabile parlare di maltempo, di siccità e quant'altro. Cosa ha detto Zaia? Zaia ha detto questo. Se piove sul posto giusto ci salviamo perché abbiamo i bacini, se piove nel posto sbagliato abbiamo qualche guaio. Sto parlando del bacino idrografico del Piave, che mi preoccupa. Se da un lato c'è il sospiro di sollievo per Vicenza, dopo una delle settimane più complesse nella storia idraulica del Veneto, dall'altro c'è il timore per il bacino del Piave. Luca Zaia ne parla dal palco dell'antica fiera di Godega, davanti a sindaci e rappresentanti del mondo agricolo. Il riferimento non solo implicito è al bacino di laminazione previsto alle Grave di Ciano, oggetto di un braccio di ferro tra sindaci del Montello e Regione presso il Tribunale delle Acque a Roma. Questa è un'opera che è stata finanziata da Roma anni fa. Abbiamo avuto più solleciti di andare avanti, ad oggi non esiste un progetto e c'è un ricorso. Penso che sia fondamentale un confronto col territorio, con i sindaci, con i cittadini, soprattutto per chiarire e fugare tutti i dubbi, ma questo lo possono fare i tecnici, non lo posso fare io. Direi però che è fondamentale dire che non siamo davanti a un'opera con una diga del Vajont, perché poi l'immaginario collettivo è quello. Basterebbe andare a vedere, che so, Caldogno piuttosto che altre opere state fatte, e sostanzialmente sono degli allagamenti programmati. Si tratta quindi di ripetere un modello che nell'ultima settimana ha dimostrato di funzionare, dice Zaia. Dico che questo progetto o lo si mette a terra o bisogna subito avere le alternative tecniche, però dico anche che è bene sapere che l'ultima piena storica del 66, questo deve restare agli atti perché lo dico sempre, ha piovuto a Vicenza, abbiamo salvato la città, abbiamo salvato quei territori, facesse una piena storica oggi sul Piave non siamo in grado di reggimentare le acque. Ci sarebbe un effetto non prevedibile di quello che potrebbe essere l'esondazione del Piave, per cui è fondamentale che si sappia che comunque qualcosa va fatto. Fabio Maggio, vengo subito da lei, non abbiamo tantissimo tempo, poi volevo affrontare un'altra questione. C'è un ricorso pendente presso il Tribunale delle Acque di Roma sul bacino di laminazione alle Grave di Ciano. Questo ricorso è stato presentato dal comune di Crocetta ad adiuvandum tutti i comuni del Montello, se non sbaglio anche Pederoba. Quindi c'è un braccio di ferro in corso tra il Montello, tra il territorio dell'Alta Marca e la Regione su questa opera, sostanzialmente su questo grande bacino di laminazione. Lei come reagisce alle parole di Zaia, che dice va bene il dialogo ma qui serve davvero fare qualcosa, e soprattutto dice un'altra cosa Zaia: se non si va avanti su questa strada servono delle alternative tecniche. Ma guardi, premetto che penso che nessuno neghi la necessità che nelle nostre zone siano necessari gli interventi di politica idraulica. A Pederoba ne abbiamo fatti molti, anche grazie all'ausilio della Regione, che è sempre in prima linea su questo. Abbiamo speso più di quasi 2 milioni di euro nelle zone che riguardano il Monfenera. Detto questo, le parole di Zaia credo siano di ragionevolezza, un confronto con il territorio che è fondamentale. Parliamo di un'opera comunque che, per quanto sia da anni nell'ambito delle progettualità regionali, è comunque un'opera per cui ancora manca un progetto a tutti gli effetti, per cui io credo che sia necessario tornare tutti insieme al tavolo, perché nessuno qui nega la necessità appunto di una importante opera di regimentazione delle acque. Si tratta di capire come questa viene realizzata e credo sia fondamentale l'apertura del Presidente Zaia in questo senso, e credo che debba essere accolta come tale. Lei la legge come un'apertura. I comuni, Pederoba sì, resta contrario all'opera così come finora prospettata, però apprezzate questa apertura. È un'apertura che è sicuramente da prendere in considerazione e credo che debba essere accolta come tale. E questo sarà sicuramente tema di dibattito politico in vista delle amministrative di giugno. Tanti comuni al voto nella Marca, tra questi anche Pederoba. Lei è assessore uscente, che cosa farà Fabio Maggio?
ma guardi, stiamo discutendo come squadra, io sono al mio terzo mandato da assessore, abbiamo fatto molto in questi anni, ci sono ancora dei progetti da definire, da finire, in modo particolare mi preoccupa e sono impegnato anche nel mio ruolo di consigliere provinciale a mettere in sicurezza le strade principali del nostro territorio. Lei lo sa bene, gli svincoli sulla Feltrina sono una preoccupazione che abbiamo deciso di portare all'attenzione delle principali autorità, ne discuteremo anche insieme a tutta la squadra, ma siamo tutti convinti che il buon lavoro fatto in questi 10 anni anche dal sindaco Marco Turato debba essere valorizzato e anche grazie alla norma sul terzo mandato credo che riusciremo a valorizzarlo al meglio. Quindi la interpreto, lei si ricandida con Marco Turato sindaco? Direi proprio di sì. Moro, sa che arrivavo da lei, no? Ho cominciato a maggio, poi arrivo da lei. No, io Pederoba no. No, Pederoba no, ma Roncade e là si fa insistentemente il suo nome come possibile candidato sindaco. Allora, a Roncade... Perché la sindaca uscente Zottarelli ha annunciato che non si ricandida teoricamente. Sì, allora, la sindaca uscente aveva dichiarato insomma, a più occasioni, prima che uscisse poi anche la possibilità della norma del terzo mandato, che non si sarebbe ricandidata, comunque sia che era contraria al terzo mandato. Noi tutti abbiamo insomma abbastanza questa posizione. Al netto di questo, chiaramente come amministrazione uscente noi stiamo facendo insomma ormai da diverso tempo un lavoro come lista civica, perché insomma con questa ci siamo presentati 5 anni fa e vogliamo continuare a portare avanti un progetto che insomma ha sul piatto molti temi urgenti, soprattutto di sviluppo del territorio, essendo anche Roncade oggettivamente un territorio molto attrattivo. E quindi ecco, rispetto a questo lavoro che stiamo facendo sul territorio, insomma, a noi interessano le persone, siamo una civica vera, le competenze, la voglia di impegnarsi appunto per il proprio paese e da qui poi insomma trarremo poi le conseguenze per capire qual è un po' il nome che meglio diciamo risponde un po' alle aspettative dei roncadesi. Quindi... E potrebbe essere il suo. Non lo so, me lo dice lei. Non lo so, mi dica, lei è a disposizione, possiamo utilizzare questa... Allora, personalmente sicuramente sono a servizio del progetto come d'altronde ho sempre fatto. Insomma, ho maturato una competenza che chiaramente metto a disposizione della lista, quindi insomma conto di esserci, dopo il ruolo lo stabiliremo nelle prossime settimane. Siamo scaramantici. No, beh, molto abbottonati, ma insomma vi vedo già ben motivati, sia Maggio che Moro. Per questo vi ringrazio, come ringrazio Paolo Minet, che insomma ci ha portato la sua esperienza, perché è sempre importante partire dalle esperienze. Gli autisti vanno ascoltati, Minet. Certo. Vanno ascoltati molto e ultimamente la nostra azienda ci sta anche ascoltando molto. Devo ringraziare anche il fatto che dell'ingresso del nuovo socio che sta veramente ascoltando quello che gli diciamo e speriamo che poi ci siano dei risultati concreti. Non capita tutti i giorni di sentire un sindacalista che ringrazia il datore di lavoro, quindi significa che state navigando un po' sulla stessa direzione. Serve il contributo di tutti, diciamo. Serve il contributo di tutti. Allora, io vi ringrazio davvero, grazie Moro, grazie Maggio, grazie Minet. Grazie a voi. Grazie alla regia sempre puntuale di Mattia Pizzaia e Marco Gagliazzo. Io vi lascio al meteo e al film Il cambio della guardia, un film del 1962 celeberrimo con Fernandel e Gino Cervi. Scusate se poco, va benissimo per la domenica pomeriggio. Rimanete con noi rientriamo in diretta ovviamente se lo vorrete alle 19:30. Buon proseguimento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Prosegue un tempo spiccatamente instabile, sarà una domenica 3 marzo alquanto dinamica.
Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto qualche fase di schiarita fino al mattino con parentesi soleggiate, più nubi a seguire con precipitazioni sparse, più diffuse e intense verso fine giornata. Temperature in contenuta variazione, minime tra 6 e 7 gradi, massime tra 11 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, sarà un'evoluzione incerta anche in questo caso, con inizialmente un tempo asciutto e soleggiato, poi con il passare delle ore avremo rovesci sparsi, in serata peggioramento con piogge più estese e abbondanti. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo parziali schiarite al mattino ma probabili precipitazioni a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.